Martedì 7 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano: eredità milionaria, ricorso bocciato. L'eccentrico povero ricco Guido Ricci aveva nominato erede universale il medico radiato Maurizio Guglielmo. La Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda, l'ingente patrimonio ora può andare ai legittimi eredi. Ci sono voluti 10 anni, 3 gradi del giudizio penale, altrettanti del processo civile, ma alla fine l'eredità milionaria dell'eccentrico povero ricco Guido Ricci, bellunese veneziano, è ora nelle mani dei legittimi eredi. La Cassazione ha respinto l'ennesimo ricorso del medico bellunese radiato da anni Maurizio Guglielmo, che era riuscito a far firmare a Ricci, ormai fragile e con decadute facoltà psichiche, un testamento con cui lui lo nominava erede universale. La parola fine sulla vicenda, anche se ci sono ancora oltre 100.000 euro di spese legali da recuperare dal Guglielmo, che però risulta nulla tenente. Il terremoto, disastro Turchia, mio marito salvò Istanbul. La televisione con le sue immagini ha fatto scattare la molla e Francesca Jacobellis, bellunese, ieri è stata inondata di messaggi e telefonate di chi chiedeva notizie del marito, il turco Hassan Bilgin. A Istanbul il sisma non è arrivato, lui sta bene, ha rassicurato Francesca. Lavoratori in nero davano una mano, albergatore multato, blitz in una nota struttura ricettiva, i carabinieri pronti a altri controlli. Controlli serrati del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Belluno negli esercizi pubblici. In un albergo-ristorante vicino a Belluno sono stati pizzicati 2 lavoratori in nero. È scattata la maxi multa e il titolare rischia il processo per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'omessa applicazione del documento di valutazione dei rischi. Per non vedersi chiudere, il locale ha iniziato subito a sanare la sua posizione pagando. Sono in corso altri accertamenti. L'autopsia Igor Schiocchet, gravi traumi e rebus malore. Eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Igor Schiocchet, il 45enne di Trichiana precipitato con il suo elicottero. Emerso il grave trauma rebus sul malore. Sanità bellunese, 3 medici in ginecologia, Feltre torna alla normalità, mancano i medici camici bianchi introvabili, ma l'ostetricia ginecologia del Santa Maria del Prato ne assume ben 3 e rinasce. 3 nuove professioni rimpolpano le fila di chi lavora all'interno del reparto del Santa Maria del Prato, permettendo così ad un centro che già di per sé è tra i migliori anche per l'alto numero di parti di avere nuove opportunità di crescita. Si parla spesso a livello locale e nazionale della forte carenza di personale medico all'interno delle strutture sanitarie. Abbiamo vissuto momenti di grande difficoltà, ad un certo punto ormai erano rimasti solo 4 medici a sobbarcarsi tutto il lavoro. Belluno in lutto, addio al fondatore della Sades Impianti, creò le cucine dei più prestigiosi hotel. Si è spento ieri all'ospedale di Belluno Gelildo De Salvador, il fondatore della Sades Impianti, partner di Electrolux Professional. Aveva 80 anni, da un anno aveva problemi di salute. Domani i funerali in Duomo. Cordoglio anche da parte di Confartigianato. È stato un imprenditore illuminato e di grande visione. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno è dedicata al curling. Un anno dopo Costantini e Mosaner non giocano più insieme. Il doppio d'oro del curling non c'è più. Stefi Costantini e Amos Mosaner a Pechino un anno fa, li vediamo in questo scatto, ma lo avete sentito, vi è stata una separazione ovviamente professionale. Calalzo, Padova mette in vendita una colonia. La crisi, Safilo, domani il gran giorno della protesta. Tutto pronto per il grande sciopero di domani che vedrà fermarsi tutti gli stabilimenti veneti di Safilo nel tentativo di salvare quello di Longarone, ritenuto non più strategico dalla proprietà. In ballo ci sono 472 lavoratori. Sport bellunesi, hockey, comincia stasera la rincorsa del Cortina Afro al 17° scudetto di una storia gloriosa. Il festival, parliamo del Festival di Sanremo, la provincia Sanremo tra modelle e supercar, motociclismo, il casco d'oro di Motosprint per il talento Axel Bassani. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In primo piano un'altra notizia che riguarda la sanità, ma in questo caso una brutta notizia riferita all'ospedale San Martino del capoluogo. Neurologia, medici in fuga, reparto a rischio chiusura. In estate via in 2, o già ora al San Martino operano 5 professionisti rispetto ai 10 richiesti. A Nao situazione insostenibile, l'USL stiamo cercando di risolvere il problema. L'approfondimento lo troveremo a pagina
2015. Tra Longarone e Ponte, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno: 3 lavoratori senza contratto, maxi sanzione e hotel chiuso. Valbelluna, 6 cicciona alla figlia piccola, padre finisce in tribunale. L'uomo è finito a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Livinallongo del Col di Lana, negli alberghi di Arabba tornano i clienti americani. I turisti degli Stati Uniti dopo anni tornano a soggiornare ad Arabba, operatori soddisfatti. E la foto di copertina è dedicata al mondo dell'artigianato bellunese. A Lorenzago, gli sci da alpinismo fatti in casa De Michiel, scelgo di persona perfino il legno. Le storie del Corriere: GT65 Frangivento debutta a Imola, la guida Capirossi. Si chiama FV Frangivento GT65 perché è dedicata al campione di motociclismo Loris Capirossi e al numero di gara del 3 volte campione del mondo, il 65 appunto, ed è l'ultima creatura realizzata dal designer bellunese Giorgio Pirolo e dal suo socio Paolo Mancini. Dalla Regione Veneto, Rigoli, difesa sui test rapidi, venerdì il verdetto. Confindustria, grandi manovre anche in Veneto per il candidato del post Bonomi. Le manovre per succedere a Bonomi di Confindustria sono agli albori, ma in Veneto qualcosa si muove già. Un richiamo anche in merito alla tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria. Parliamo di questo grave terremoto, migliaia sotto le macerie. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, come sempre breve e panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2 e si parla ovviamente di questo grave terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Apocalisse all'alba, questo è il titolo. Sono almeno 3.600 le vittime del terremoto che ha devastato la Siria e la Turchia, ma per l'Organizzazione Mondiale della Sanità possono arrivare a 20.000. La disperazione di Gaziantep. Aiutateci. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti dei palazzi devastati e praticamente crollati a causa del bombardamento, a causa di questo terremoto, che una testimonianza lo definisce come un bombardamento. Filippo Agostino, responsabile della fondazione AFSI in Siria: il morale dei siriani è a terra. Quello che ha colpito il nostro paese è il più grande disastro dal 1939, lo ha dichiarato il presidente della Turchia Erdogan. Sono rattristato, l'ONU è pronta a supportare gli sforzi per l'emergenza, la dichiarazione di Antonio Guterres. Ed ecco in questa mappa le due zone appunto del devastante terremoto. La prima scossa di 7.8 magnitudo è avvenuta vicino a Gaziantep, la seconda di 7.5 magnitudo vicino a Echinozzo, appunto tra Siria e Turchia. La storia in rovina, crollato il castello millenario di Gaziantep, simbolo della storia romana e poi bizantina e patrimonio dell'umanità. Gli archeologi: era eccezionalmente solido, pensavamo che non sarebbe mai crollato. Devastate moschee e chiese, danni alla cattedrale di Aleppo. E appunto vediamo la devastazione, il castello di Gaziantep nel centro della città del sud della Turchia prima del terremoto, e vediamo adesso la situazione praticamente raso al suolo. La smania di costruire è una trappola, la natura ci mostra la nostra fragilità. Questa è l'analisi dello studioso Mario Tozzi. La speculazione edilizia su una faglia sismica è la vera causa delle migliaia di morti. Dobbiamo capire che quanto realizziamo sul pianeta alla fine è sempre provvisorio. Passiamo ai fatti politici che riguardano il nostro paese. Siamo a pagina 6, il piano di Fazzolari per i giovani, insegniamo a sparare a scuola. Grande sponsor delle armi, Corte. Il sottosegretario numero 2 di Meloni ha chiesto un tavolo al consigliere militare. Dobbiamo portare l'insegnamento del tiro a segno negli istituti. Ma andiamo avanti con i fatti di cronaca. Mangia il tiramisù e muore a 20 anni, tracce di latte nel dolce vegano. Milano, la ragazza era allergica alle proteine contenute nel prodotto. Il decesso dopo 10 giorni di coma, 4 indagati. Fatti adesso che ci portano in Ucraina. Zelensky, missione europea, il presidente vuole sedersi al Consiglio per convincere i 27 a fare di più. Pressing sui leader più riluttanti, offensiva russa in 10 giorni. Sanità e giustizia, notizie che riguardano il Veneto. 7 ore di udienza non sono bastate per decidere su Rigoli e Simeonato. L'ex direttore delle microbiologie ribadisce procedura corretta e fornisce anche un parere del direttore dell'AIFA Palù. Questa per quanto riguarda l'inchiesta sui tamponi rapidi.
Lo scontro sull'immigrazione, altra notizia che riguarda il Veneto, l'accoglienza, la motovedetta consegnata alla Libia scatena la reazione di Mediterranea. Il ministro Tajani al cantiere navale Vittoria di Adria è un altro passo per evitare che il nostro sia un mare di morte. Casarini, leader della ONG, sarà uno strumento per catturare e riportare all'inferno uomini, donne e bambini in fuga. Una maxi app per gestire la burocrazia, dal bollo dell'auto ai certificati medici. Calzavara, puntiamo a farvi convergere ogni servizio. Zaia, presidente della regione, il Veneto non ha subito attacchi hacker ultimamente. Questa è la dichiarazione appunto di Zaia, che vediamo assieme all'assessore regionale in questo scatto, Francesco Calzavara. Ancora dal Veneto, Rete Veneta pro Putin, ostinata e inaccettabile la difesa dei leghisti. Lorenzoni, presidente di minoranza, consigliere di minoranza del Consiglio regionale Veneto del PD, torna a chiedere chiarezza in Consiglio regionale in Crimea dopo l'annessione russa, un passo azzardato. Ma adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, ed ecco la notizia che ha aperto le edizioni di oggi, un'edizione difficile, soprattutto per chi ha bisogno di cure in neurologia. Neurologia, continua la fuga dei medici, a Nao il reparto è a rischio chiusura. Già ora al San Martino operano 5 professionisti rispetto ai 10 richiesti e in estate almeno 2 se ne andranno. Neurologia di Belluno a rischio chiusura per la mancanza di medici, il problema del personale rischia di compromettere l'operatività dei vari reparti. Che mancassero medici è una cosa ormai risaputa, che l'USL numero 1 Dolomiti avesse difficoltà a trovarne altrettanto noto, ma che si arrivasse alla possibilità di dover sospendere le attività di un intero reparto ancora non era capitato. Attualmente sono in servizio 5 medici neurologi a Belluno e 4 a Feltre, la metà della pianta organica ufficiale, ma in estate al San Martino la situazione peggiorerà ulteriormente. Uno specialista infatti se ne andrà a maggio e un'altra cessazione è in programma a giugno. Entrambi i professionisti hanno optato per un incarico nel settore privato e non è detto che anche un terzo collega non decida di seguire questa strada. Così stando le cose, durante l'estate nel reparto bellunese potrebbero restare dai 3 ai 2 neurologi, un numero che non garantirà un'adeguata operatività al reparto. La direzione USL siamo impegnati per risolvere questo problema. Staremo a vedere l'evolversi di questa situazione. Bellunesi, fatevi sentire. Covid, un altro decesso, 161 i positivi in provincia, il report settimanale della prevenzione. E ancora per quanto riguarda la sanità bellunese, Belluno e Feltre, giornata del malato messe negli ospedali. Continuiamo con pagina 17, ambiente, deflusso ecologico, la provincia entra nella sperimentazione. L'applicazione della direttiva europea è stata rinviata per permettere le verifiche. È stato avviato un protocollo dalla Regione Veneto e dall'autorità di bacino. L'assessore regionale Bottacin, le conseguenze sarebbero devastanti per il nostro territorio. Crisi della Safilo, dopo lo sciopero si mira alla vetrina di Sanremo. Domani alle 8 si svolgerà la manifestazione di protesta per la paventata chiusura della fabbrica di Villanova, previsto il blocco della strada statale 51. Giornata di lotta ma anche di speranza, quella di domani per i 427 lavoratori della Safilo di Longarone. Alle 8 tutti i dipendenti dello stabilimento di Villanova, sfidando il freddo, saranno davanti alla fabbrica per lo sciopero e per la manifestazione. Lutto in provincia di Belluno, si è spento l'imprenditore Gelindo de Salvador, fondò e guidò la Sades, aveva grande visione. Con la moglie fece crescere l'azienda, leader nelle forniture alberghiere, oggi a seguire le sue orme e la figlia, il funerale domani al Duomo. Verso le Olimpiadi 2026, varianti e circonvallazioni, Confindustria vuole chiarezza su date e opere. Continuiamo con pagina 19, infermiere guidava sotto psicofarmaci, li davo agli anziani. L'uomo trovato positivo dopo aver fatto un incidente, la difesa contaminato mentre trituravo le pillole. Il processo, badante deruba l'anziana degli Ori e va in tribunale. Una donna finisce a processo per furto in appartamento. Durante la perquisizione le trovano una pistola Smith & Wesson calibro 32. Passiamo a pagina 20, Frangivento GT65 dedicata a Capi Rossi, debutto a Imola con l'ex pilota al volante. Il designer bellunese Pirolo traduce in realtà i consigli dell'esperto: Loris era il mio mito, un onore averci lavorato. L'intervista la troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 20. Pagina 21, notizia che riguarda il capoluogo, una comunità solidale con la Banca del Tempo, scambio di attività, saperi e capacità fra i cittadini. Il progetto del comune coinvolgerà
anche il volontariato. Notizia di spalle, verifiche sugli impianti, da oggi i lampioni accesi durante il giorno, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. Continuiamo con il Feltrino, pagina 22, Feltre, un nuovo ostello e la scalinata sistemata per il rilancio turistico di San Vittore Corona. Nel 2022 oltre 12.000 persone hanno visitato l'edificio religioso, pochi giorni fa Don Sergio Dalla Rosa ha consegnato le dimissioni. Un anno fa Dario Bond destinava 1 milione dei fondi di confine per i vari interventi. Rimaniamo nel Feltrino, la Mona, la corriera in ritardo per un albero sulla strada, il vice sindaco Darugna si improvvisa taxista. I tempi tecnici non consentivano al mezzo Dolomiti Bus di attendere, la comunità si è mobilitata per portare a San Donato i 3 viaggiatori. Sempre dalla Mona, un generatore a costa per garantire la corrente durante una riparazione. Quero Vas, festa di San Valentino, ritorna alla tradizione con la messa e le arance. Rimaniamo a Feltre, rimaniamo a Quero Vas, Feltrino, Bogana e Zanolla, solo vantaggi ma la fusione non scalda i queresi. Basso Feltrino, sala mezza vuota ieri sera per il primo incontro e l'ex De Girardi boccia gli ultimi 10 anni. Notizia che riguarda quindi la possibilità di unire questi due comuni del Basso Feltrino, parliamo di Alano di Piave e Quero Vas già fuso appunto tra i comuni Quero e Vas ormai più di 10 anni fa. Santa Giustina, il contenzioso comune Edison arriva fino alla Cassazione. L'ente aveva pagato fatture doppie per 46.555.000 euro, cifra per l'azienda elettrica che non ha ancora restituito malgrado 2 gradi in giudizio. Ancora da Santa Giustina, beve e maltratta moglie e figlia, loro lo difendono. Le donne avevano denunciato il capofamiglia ma in aula ritrattano tutto, volevamo solo spaventarlo e abbiamo chiamato il 112. Borgo Valbelluna, elicottero precipitato in Friuli, si fa strada l'ipotesi del guasto, eseguita l'autopsia sul 45enne pilota Igor Schiocchet, funerali attesi per giovedì, improbabile il malore e negativo l'esame tossicologico sul corpo del trichianese. Sempre da Borgo Valbelluna, in calo i donatori di sangue, a BVS Trichiana cerca giovani. Ancora da Borgo Valbelluna, il giovane sciatore Leonardo D'Inca, premiato dal comune. Passiamo a pagina 26, lavoratori in nero, chiuso un hotel e ristorante. Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e NAS hanno trovato 3 persone senza contratto, multe per 15.000 euro. 3 lavoratori in nero e carenze nelle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un ristorante hotel situato tra Longarone e Ponte nelle Alpi si è visto sospendere l'attività all'esito di un controllo effettuato dai carabinieri. L'Arma nei giorni scorsi ha attuato una serie di accertamenti nel settore della ristorazione, locali sotto osservazione un po' da tutti i punti di vista. Ad agire infatti sono i NAS di Treviso e il nucleo dell'ispettorato del lavoro di Belluno con i carabinieri della compagnia di Belluno in ausilio. Valbelluna, tu sei cicciona, la figlia piccola, papà a processo. Al pago, lavori sulla strada Schiucaz Garna, il comune mobilita 150 proprietari. Passiamo adesso in Agordino, Livinallongo del Col di Lana, a Rabba tornano gli americani, alberghi pieni fino al 20 di marzo. Michela Lezzuo, presidente di AFT, soddisfatta dell'andamento della stagione, tanti ospiti con alta capacità di spesa, arrivi anche da Canada e Sud America. Ancora da Livinallongo, organico comunale, raffica di bandi per le assunzioni. Prodotti agricoli certificati, il Centro per la Biodiversità punta a sostenere la vendita, notizia che in questo caso ci porta a San Tommaso Agordino. E ancora dalla Val di Zoldo, i vini made in Alpago al mercoledì in cantina. Passiamo ai fatti che riguardano Cortina, pagina 28, 1000 giorni ai giochi, issate le bandiere e via al countdown. Orgoglio e un po' di preoccupazione nel saluto del sindaco, chi deve mettere a terra le opere lo faccia rapidamente. E sempre in merito alle Olimpiadi, Zaia, presidente della regione, la pista di bob costerà 120 milioni ma ci porterà 1 miliardo di PIL. Andrea Varniere, sismico, assicura che i lavori partiranno alla fine dell'inverno. Rimaniamo ancora a Cortina, anzi in a Lorenzago, sci da alpinismo a chilometro zero nel laboratorio dei Michiel, cerco perfino il legno. Dalla passione di un artigiano idraulico a Lorenzago nascono i 4 off. Produco per gli amici, ho creato un marchio, spero di ampliarmi. Ancora da Cortina, morto per la valanga, nulla osta ai funerali del 35enne francese perito appunto in località Cristallo. Domegge, famiglia ex emigranti, ci hanno eletto presidente, notizia che riguarda la nostra realtà associativa. E continuiamo con la rubrica Cultura e Società, sfide, carta, disegni e colori per raccontare piccoli mondi e storie di natura. Nasce a Mestre, storie di chi, edizioni, progetto per i bambini. Silvia Zanardi, il nostro valore è il dialogo con l'ambiente.
Andiamo avanti con la rubrica Giorno e Notte. Sokolov apre il suo tour, il grande pianista suonerà Purcell Mozart stasera alle 20:30, atteso il concerto al Teatro Comunale di Belluno, il musicista russo affezionato ospite del circolo culturale. Sport bellunese, tira aria di divorzio fra Limana e Cavarzano, non siamo cresciuti, parliamo del calcio di eccellenza, e per il calcio di prima schiera al settimo cielo la vittoria sul Borgo, il nostro punto più alto. Volley a 3 Panitz, una gara buttata via dalla Darold, ma il livello nel campo del campionato è molto alto. L'Avvocato ha visto il KO contro il Bologna, rispetto ad altre volte l'opposto Novello non ha inciso. Sport paralimpico, via la Coppa di Snowboard, Cortina pronta per le 3 giornate. Basket Under 19, il Feltre esce alla distanza, cuore valve ma non basta. Basket Under 14, Feltre cede solo nel finale, giornata no per il Planet. Mondo dell'hockey, Cortina Afro stasera parte l'assalto allo scudetto. Da oggi a sabato si assegna il tricolore, all'Olimpico arriva il Merano, poi giovedì l'Unterland Cavaliers e sabato il Renon. Atletica, Trichesse corona ai piedi del podio alla fase regionale dei tricolori di lanci. Nuoto, il campionato veneto porta 50 medaglie. Ancora hockey Under 19, Cortinale che è padrone sul ghiaccio del Bressanone. Sci alpinismo, De Silvestro, Festini e Scola, i bellunesi fanno il pieno, e sempre per lo sci alpinismo 5 medaglie al prestigioso trofeo Biberon a Forni di Sopra. Sci nordico, De Martina Alpino d'oro a Cuneo, Belluno quarta come sezione, biathlon inseguimento vincente per la Mortagna in Coppa Italia, parliamo di Laura Mortagna. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Al mattino in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio il cielo permarrà sereno o al più poco nuvoloso, salvo sui settori meridionali dove potranno svilupparsi annuvolamenti regolari, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.